Siamo qui a Lissago con la signora Silva, che è una delle più agguerrite contestatrici del nuovo campo di paddle che sorgerà su un terreno della parrocchia. Perché c'è questa contrarietà a questo impianto sportivo? Allora, prima di tutto perché creerà sicuramente inquinamento acustico, inquinamento luminoso, inquinamento paesaggistico, darà molto fastidio agli uccellini perché comunque 8,5 metri di altezza di questi campi da paddle, che con le coperture diventeranno 8,5 metri di altezza, è una cosa obbrobriosa. E in più noi siamo venuti ad abitare qui a Lissago, io come tante altre persone, proprio perché era un posto molto tranquillo, pur non avendo servizi di nessun genere, neanche un medico, niente, né una farmacia, niente. Siamo venuti qui proprio perché volevamo stare tranquilli. Invece purtroppo negli anni questo paese è stato rovinato perché il comune ha permesso l'installarsi qui di molte persone, di molte attività, di molte cose, creando tanto traffico, dove c'è qui a Lissago praticamente una strada quasi inesistente, perché andava bene ai tempi quando c'erano solo pochi abitanti, ma adesso che c'è tutto questo traffico, lì siamo sempre bloccati. E io stessa sono andata tante volte dai vigili, ma non sono mai venuti a dare multe, a fare niente, e il comune praticamente se ne frega completamente di noi. E pur avendo fatto tantissime petizioni con firme, tante cose, ma fin dal 1996 aveva iniziato il Don Ernesto, per arrivare fino al 2018 che abbiamo fatto le ultime firme, e poi comunque ci siamo sempre lamentati in comune, ma qui il comune è inesistente, non viene mai, e quindi non siamo proprio considerati. Adesso l'ultima goccia che fa traboccare il vaso è praticamente questi campi da paddle che faranno qui nel campo dell'oratorio, che era un semplice campo dove facevamo le feste di beneficenza per la Maria Letizia Verga, per l'asilo Lissago Country, eccetera, e adesso non potremo più fare niente, e quindi adesso il paese è spaccato praticamente in due, perché ci sono le persone che non si rendono conto di che cosa uscirà quando sarà finito questa cosa, del traffico che creerà, e anche del rumore e dell'inquinamento luminoso e tutto quanto che ci sarà qui, dove prima era un posto tranquillo e adesso diventerà un inferno, perché quando sono venuta ad abitare qui era un paradiso, ma adesso è un inferno, mi creda.